ai 2 ventenni accusati di sequestro di persone e rapina aggravata nei confronti di presunti frequentatori di minorenni. La procura ha chiesto complessivamente oltre 13 anni. Individuati e denunciati gli autori dello sfregio alle mura dell'antica abbazia di Mogliano. Sono 5 giovanissimi, 4 minorenni e uno da poco maggiorenne. Adesso paghino, dicono dal comune. Baby gang, dura presa di posizione del campione di tennis Adriano Panatta. Altro che servizio civile per i bulli, servono le punizioni corporali, dice. Indaga senza sosta per individuare gli autori della rapina ai danni di Stefano Fanton, tabaccaio di Viale Monfenera a Treviso. Sono molto scosso, ha raccontato il cugino Pierantonio. 1000 patenti sospese per guide in stato di ebbrezza in un solo anno, il dato shock diffuso dalla prefettura di Treviso durante la presentazione dell'iniziativa Insieme per la sicurezza. Un corso di difesa personale gratuito per le donne a promuoverlo il Racket Club a Cassugana, la presentazione dell'iniziativa con dimostrazioni pratiche. Piazza di Piave in festa per le 104 candeline di nonna Maria Stefana, a festeggiare i 5 figli e numerosi nipoti e pronipoti. I miei valori, sincerità e onestà, ci ha raccontato. Domenica mattina Antena 3 trasmetterà il 10° raduno degli alpini del battaglione Gemona. La giornata inizierà dalla stazione di Treviso con la partenza del treno che ricorda la tradotta per la Russia. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque si apre con la cronaca giudiziaria e con il processo per il sequestro di Vedelago. In aula questa mattina i cosiddetti giustizieri dei pedofili. L'accusa chiede per il 19enne e per il 20enne rispettivamente 6 anni e 6 mesi e 6 anni e 8 mesi. Gli avvocati dicono sono ragazzi fragili che vivono una situazione patologica e di disagio. Quasi 3 ore in aula per la discussione in rito abbreviato del processo a carico dei 2 ragazzi di 19 e 20 anni accusati di rapina aggravata, sequestro di persona, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e porto di oggetti atti ad offendere. Ragazzi che tra il 2022 e 2023 hanno agito nella zona compresa tra Vedelago e Campigo, trasformandosi in giustizieri dei pedofili, ispirati al documentario americano To Catch Predator, in cui persone pedofile venivano incastrate da una troupe di giornalisti utilizzando come trappola una tecnica molto simile a quella ideata dai ragazzi. 8 i casi contestati ai giovani. L'ultimo è quello avvenuto in un casolare di Vedelago, dove un 50enne della Castellana è stato sequestrato, legato e stordito con l'uso di un taser e rapinato. Quella sera i ragazzi, tra loro un minorenne, erano stati arrestati. L'accusa ha chiesto 6 anni e 8 mesi per il 20enne e 6 anni e 6 mesi per il 19enne. Ci troviamo di fronte da una parte a due giovani fragili, uno con delle psicopatologie e dall'altra abbiamo invece degli adulti di 40, 50, 60 anni. Pertanto il fatto va contestualizzato e va analizzato appunto per queste caratteristiche. I ragazzi si erano inseriti in una chat per omosessuali e dichiaravano di avere 13 anni. Poi venivano contattati da uomini dai 40 ai 60 anni. Iniziava così l'approccio. Auspico che attraverso i mezzi di stampa le autorità possano intervenire a tutelare i giovani che spesso non hanno gli strumenti e le capacità di utilizzare i social media, su cui non c'è alcun controllo anagrafico per età, ma che venga magari introdotta o qualche accortezza o comunque emanato un provvedimento, una legge che possa porsi a tutela dei giovani a fronte del disagio giovanile che stiamo vedendo sempre più spesso. 6 delle vittime hanno rimesso la querela per sequestro di persona dopo essere state risarcite. I reati di rapina aggravata, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e porto di oggetti atti ad offendere sono invece procedibili d'ufficio. Il giudice si è riservato e mercoledì ci sarà la sentenza. Ancora dal tribunale l'omicidio di Margherita Ceschin. Dal carcere uno dei dominicani arrestato per il delitto della 72enne avrebbe cercato di far arrivare un appunto a Lorenzon con scritto "Ti resto fedele", missiva che aggraverebbe la posizione dell'ex marito della vittima, accusato di essere il mandante del delitto.
Una lettera che avrebbe dovuto raggiungere Enzo Lorenzon, l'ex marito di Margherita Ceschin e considerato uno dei mandanti del delitto, missiva che di fatto incastrerebbe l'uomo. Io ti resto fedele, e poi la richiesta di un aiuto economico per le spese legali. A scriverla Sergio Antonio Luciano Lorenzo, il domenicano considerato uno dei killer. A fare da postino doveva essere un compagno di cella dell'uomo, ma l'appunto è stato intercettato dalla polizia penitenziaria e verrà assunto come prova di colpevolezza. Il compagno di detenzione a cui era stato consegnato il bigliettino per essere trasferito sembrerebbe averlo consegnato alla polizia penitenziaria. Detto questo, la procura intende valorizzare questo scritto a fini di prova, in questo senso ha chiesto l'incidente probatorio. Trattasi di una richiesta che giunge credo 6 o 7 mesi dopo il sequestro di questo biglietto, quindi riteniamo che sia un po' non tanto intempestiva ma infondata, in quanto mancano i presupposti previsti dalla legge appunto per chiedere un'anticipazione della prova in una fase delle indagini. Una prova, questa, spiega l'avvocato Crea, che deve essere portata a dibattimento. Non ci sono, secondo il legale di Lorenzon, ragioni di urgenza per anticiparla. Margherita Ceschin fu uccisa a Conegliano nella sua abitazione il 23 giugno scorso. Secondo l'accusa il mandante sarebbe l'ex marito. In carcere a Treviso anche 2 domenicani che sarebbero stati assoldati da Lorenzon, e a Belluno un altro connazionale arrestato in Spagna e accusato anche lui di omicidio. Intanto l'ex marito, scarcerato per motivi di salute, rimane in casa di riposo. In casa di riposo è attenzionato dai sanitari della casa di riposo, quindi sicuramente meglio rispetto a quando era in detenzione carceraria. Poi i giovanissimi, le baby gang individuati, gli autori dello sfregio, lo ricorderete, lo raccontammo alle mura dell'antica abbazia di Mogliano. Sono 5 giovanissimi, 4 minorenni e 1 da poco maggiorenne. Sostanzialmente abbiamo individuato la persona che materialmente ha con la vernice spray imbrattato il muro e il selciato e tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito passandosi le bombolette piuttosto che addirittura indicando come andava scritto. Quindi c'è stata chiaramente una collaborazione. Complessivamente sono 4 minorenni e un maggiorenne. Non è la prima volta che combinano guai, ma stavolta imbrattando la parete storica dell'abbazia hanno superato il segno. Sono 5 i ragazzi individuati dalla polizia locale dopo circa 3 settimane dai vandalismi che hanno indignato Mogliano Veneto. Le scritte erano comparse alla vigilia dell'inaugurazione di una mostra, una ferita ancora oggi visibile. Quella notte con un bastone era stata anche spostata una telecamera in modo che non riprendesse le loro gesta. Peccato che nella zona del Brolo gli occhi elettronici siano davvero tanti. C'è stata un'intensa attività, siamo partiti sicuramente dal sistema di videosorveglianza che contribuisce in una maniera decisiva nell'individuazione proprio del reato, in questo caso perché è un reato di imbrattamento, ma diciamo l'identificazione effettiva è avvenuta grazie a un grande lavoro sul territorio. Insomma, non solo telecamere, con l'assessore alla sicurezza che fa intendere come alcuni di questi ragazzi e rispettive famiglie fossero già stati messi in guardia in passato. Si tratta di soggetti italiani per lo più di seconda generazione, ora si cambia approccio. La tolleranza è zero. Questa amministrazione ha messo in piedi tutta una serie di iniziative proprio per contrastare questi fenomeni, con operatori di strada, incontri con i genitori, incontri all'interno delle scuole. Se poi c'è chi ancora si ostina a creare dei danni al patrimonio pubblico, deve sapere che noi andremo fino in fondo, come è stato fatto questa volta, anche questa volta dalle forze dell'ordine che hanno individuato i responsabili, e il tutto deve essere pagato da chi ha recato il danno. Intanto sulle baby gang oggi la dura presa di posizione di Adriano Panatta nel corso della presentazione del corso antiviolenza per le donne che vedremo tra poco. Alla domanda se lo sport può educare questi giovani, sentite cosa il leggendario campione di tennis ha risposto. Non vorrei dire una cosa forte, però io la dico, sarebbe anche ripristinare le pene corporali, perché secondo me, sì, adesso ve lo dico, 3-4 nervate nel culo a questi ragazzini non li farebbero male secondo me, no? Senza esagerare, però 3-4 nervate nel culo secondo me dopo che vanno via, no, doloranti per 15 giorni, forse si pensano meglio. E questa è la ricetta raddrizza bulli per Adriano Panatta.
perché per lo storico campione di tennis i lavori socialmente utili o lo sport non bastano per cercare di recuperare questi giovani. Dello sport socialmente utile per raddrizzare questi ragazzi? Ma lo sport è già socialmente utile. Obbligarli diventa difficile. È molto meglio obbligarli a spalare del concime, per esempio, che secondo me gli farebbe molto bene anche per le narici, diciamo, apre molto, diciamo, le narici. Lì si obbligarli. Cioè delle cose un po' umilianti per capire che stanno sbagliando. Poi sono ragazzi, cioè ragazzi di 15 anni, adesso io non credo che siano dei delinquenti incalliti, sono dei bulletti un po' così, cioè, però si mettono a posto, se uno vuole li mette a posto. Sono un'impanata senza peli sulla lingua su questo tema, lo rivedremo fra poco invece per il corso antiviolenza per le donne gratuito presentato in comune. E intanto, sempre sul tema baby gang, invece il sindaco Conte rincara la dose sulla questione del servizio civile obbligatorio, l'abbiamo raccontato qualche giorno fa, il suo appello al governo, e risponde anche al sottosegretario alla giustizia Ostellari che ha parlato nelle scorse ore. Disagio giovanile e criminalità minorile. Il decreto del governo emanato all'indomani del caso Caivano prevede che i minorenni possano svolgere lavori socialmente utili per ripagare i danni causati alle comunità. Risponde così il sottosegretario del ministro della giustizia, Andrea Ostellari, alla proposta del sindaco di Treviso Mario Conte di istituire per i baby criminali un servizio civile obbligatorio. Una messa in prova anticipata, sottolinea il senatore, che consente, laddove le famiglie hanno fallito, di ricostruire il senso civico dei minori, mettendoli di fronte alle conseguenze dei loro atti. Un servizio a favore di soggetti deboli, per la cura del verde pubblico o presso strutture comunali come parchi e canili. Ma è proprio sulla messa in prova che sottosegretario e sindaco non sono d'accordo. La proposta nostra va nella direzione di recuperare questi ragazzi non attraverso la messa a prova, cioè un periodo alternativo alla condanna, ma proprio un percorso educativo che si deve sostituire a quel vuoto educativo che questi ragazzi stanno manifestando attraverso dei comportamenti che non sono certamente adatti. Quindi non un periodo breve di messa in prova per il sindaco Conte, che anzi rincara la dose puntando ad obbligare anche i genitori. E sarebbe ancora più importante se questi ragazzi potessero farlo insieme ai loro genitori, perché noi vediamo l'effetto che sono i disagi creati dai giovani, è altrettanto vero che la causa molte volte è da ricercare all'interno delle mura familiari, nella famiglia. E poi ci sono i criminali, quelli incalliti, professionisti della rapina. Si indaga senza sosta per individuare gli autori della rapina, l'abbiamo raccontato ieri, ai danni di Stefano Fanton, tabaccaio di Viale Monfenera a Treviso. Dopo qualche ora al pronto soccorso la vittima, che appunto è stata aggredita e picchiata, è stata dimessa. È molto scosso, riferisce il cugino Pier Antonio. È molto scosso perché una cosa del genere è dura da sopportare, purtroppo, è dura, è una cosa molto grave, e quindi lui ha bisogno solamente di riposare e di ristabilirsi per le botte che ha preso. Ecco. Pier Antonio Fanton è cugino di Stefano, il tabaccaio rapinato in pieno giorno nel suo negozio di via Monfenera a Treviso, minacciato con il coltello e strattonato. Il 58enne, dopo qualche ora al pronto soccorso, è stato dimesso, si trova a casa con la moglie e non se la sente di parlare, mentre i carabinieri stanno indagando senza sosta. Il tabaccaio sarebbe stato aggredito all'interno del suo locale, poi avrebbe inseguito i suoi aguzzini che avevano addosso un casco, a confermarlo alcune testimonianze. Visto lui uscire fuori aggrappando uno di loro, no? Quando è finita. E poi ha sbattuto la testa, ho visto mentre è caduto. Subito sono andata a vedere cosa è successo. Sicuramente voleva aggrappare uno di loro, a fermarlo, no, quello più piccolino, perché era un signore là, non ho capito di altezza di qual era, però l'altro era un po' piccolino, no? Diciamo che è una cosa istintiva, che uno cerca di salvare il proprio, è il suo lavoro,
il pane per la sua famiglia, quindi quello che poteva fare per difendersi o per recuperare, cioè, penso che sia una cosa normale. A Setaccio le telecamere sul PUT, dove i due delinquenti si sono diretti nell'immediato a bordo di una moto, sconvolti i clienti, pronta la solidarietà di Casugana. Mi dispiace tanto perché è una brava persona, queste cose non si dovrebbero fare, specialmente a questa povera gente che lavora dalla mattina alla sera. Porterò anche fisicamente la vicinanza dell'amministrazione, spero insomma che vengano rintracciati e beccati i responsabili e che vengano anche poi giustamente condannati a quelle che sono le loro responsabilità. Il medico ha suggerito alla vittima di prendersi un po' di tempo, per questo le saracinesche della tabaccheria potrebbero rimanere abbassate per qualche giorno. Adesso andrò a trovarlo e spero che si rimetta al più presto, ecco. Solo questo è quello che ha bisogno lui, di stare tranquillo e di dimenticare. Cosa gli dirà quando lo vedrà? E niente, lo abbraccerò intanto. La prima cosa lo abbraccio. Gli dirò: Stefano, stai tranquillo, dimentica, cerca di dimenticare e speriamo che prendano e facciano pagare questi delinquenti. La cronaca che si incrocia con la politica, parliamo del caso Pettenon, l'abbiamo raccontato ieri, l'assessore leghista di Loria accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna. A parlare oggi è il sindaco di Loria che dice: non ho chiesto le sue dimissioni né lo farò, sono garantista, mentre il sindaco di Castelfranco Marcone è cauto, ho sentito Pettenon, confido nell'operato della magistratura. No, Pettenon non si è dimesso, né tantomeno io gli ho chiesto di dimettersi, insomma, ecco, sono pienamente soddisfatto del lavoro che ha svolto come assessore ai lavori pubblici e che sta tutt'oggi svolgendo. Abbiamo delle cose da portare a termine e sulla base di questo io ho piena fiducia di quello che ha fatto e di quello che sta facendo. Nessun passo indietro è stato fatto né è stato chiesto. A fare chiarezza lo stesso sindaco di Loria Simone Baggio, che così conferma la sua fiducia all'assessore Walter Pettenon, accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna e soggetto anche alla misura del braccialetto elettronico. Baggio scinde il piano amministrativo da quello personale e giudiziario. Assolutamente sì, sono garantista nei suoi confronti, come sono anche fiducioso nel lavoro della magistratura che giustamente deve fare il proprio lavoro, e quindi massima fiducia in entrambe le situazioni. Massima cautela espressa anche da Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e anche lui leghista come Pettenon. Ho avuto modo di parlare con Walter Pettenon e quindi penso sia opportuno attendere il percorso giudiziario che attende Walter, perché mi sembra di capire che dalle prime notizie stampa ad oggi qualche chiarimento insomma debba intervenire, ma ci penserà benissimo la magistratura. E cosa dovrebbe fare a questo punto Pettenon? No comment. La Lega? È un tema da segreterie. Segreteria quindi di Dmitry Coin, che per il momento preferisce non rilasciare dichiarazioni, mentre la politica locale in subbuglio. Loria è uno dei 55 comuni della Marca dove si vota e dove il sindaco uscente Baggio, leghista pure lui, ha già comunicato da qualche settimana l'intenzione di non candidarsi per motivi professionali e familiari. No, non mi ricandido e la mia decisione l'avevo resa noto al partito e anche ai miei cittadini in tempi non sospetti, quindi antecedenti a questi fatti degli ultimi giorni, quella che è venuto fuori ieri, insomma non c'è nessun legame. Insomma, potrebbe non esserci la Lega, almeno ufficialmente, nell'agone elettorale di Loria, con Baggio che su un punto è certo non sosterrà la candidatura del suo vice sindaco Alberto Battistella, sostenuto da Fratelli d'Italia. E di conseguenza non avranno assolutamente il mio appoggio. Quindi insomma questo è certo, nessun appoggio a Fratelli d'Italia. Nessun appoggio. Da Loria a Vedelago e torniamo di nuovo alla cronaca con i due malviventi bloccati dai carabinieri che erano pronti a razziare i bancomat nella zona appunto di Vedelago, manomettendoli con una tecnica particolare. Si chiama cash trapping, una tecnica artigianale ma letale per derubare i malcapitati che si avvicinano ai bancomat manomessi. L'inserimento di una molletta o di una forcella nell'apertura dell'erogatore blocca le banconote nello sportello, spingendo la vittima a pensare che ci sia un guasto tecnico e quindi ad allontanarsi.
mentre poco dopo i malviventi possono recuperare indisturbati il denaro forzando lo sportellino e sfilando la forcella con il denaro. Blitz che di solito avvengono in ore serali o notturne, lontano da occhi indiscreti. Una tecnica che 2 rumeni, un 27enne e un 23enne, erano pronti a mettere in atto quando sono stati fermati dai carabinieri durante un controllo in via Marconi a Vedelago. Il loro girovagare costante ha insospettito i militari che nell'auto hanno trovato tutto l'occorrente per il cash trapping: taglierino, cacciavite, forbice, tenaglia, nastro biadesivo e ovviamente le forcelle. Colpo fallito e coppia denunciata. Il materiale è stato sequestrato. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, ripartiamo dallo sciopero generale di 4 ore di CGIL e UIL a Treviso. Il presidio in piazza delle istituzioni, al centro la riforma fiscale, ma soprattutto la sicurezza sul lavoro nel giorno in cui il Veneto ha dovuto contare una vittima nella strage di Suviana. Uno è la responsabilità delle imprese, seconda questione il problema del fisco in questo paese che noi riteniamo equo, da tempo che lo stiamo dicendo che c'è un problema di equità del fisco, e terza questione, materia ancora più dirompente rispetto ai fatti che stanno succedendo negli ultimi giorni, è la sicurezza sui posti di lavoro. Ecco spiegati in pochi semplici punti motivi che hanno portato in piazza CGIL e UIL per lo sciopero generale proclamato per chiedere un lavoro più dignitoso. Che passa attraverso ovviamente la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma passa attraverso anche una serie di altri accorgimenti, ad esempio una busta paga dignitosa, ad esempio un lavoro che non sia precario. La sicurezza sui luoghi di lavoro resta il tema al centro della manifestazione, quanto mai d'attualità dopo la strage alla centrale idroelettrica di Suviana. Dai sindacati ribadita la richiesta dell'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, una battaglia portata avanti dalla famiglia di Mattia Battistetti, il 23enne morto nel 2021 schiacciato da un carico staccatosi da una gru in un cantiere edile. In piazza anche i genitori del giovane. Siamo venuti a portare anche la nostra testimonianza perché è impossibile morire sul posto del lavoro. Ormai è una strage quotidiana, non è più ammissibile. Le istituzioni, lo Stato devono fare qualcosa per fermare questa mattanza. CGIL e UIL hanno scelto per il presidio piazza delle istituzioni simbolicamente delimitata con del nastro bianco e rosso. Abbiamo deciso di blindare le istituzioni, di garantire che le istituzioni possano funzionare veramente in questo Paese. E simbolicamente serve proprio a dire noi vi stiamo e stiamo proteggendo le istituzioni, le stiamo salvaguardando, è per quello che siamo venuti in questa piazza. Intanto i sindacati annunciano che la mobilitazione non si ferma qui. Proseguirà anche il 20 con una manifestazione a Roma, sempre nazionale di CGIL e UIL, dove sostanzialmente noi chiediamo che rivenga messo al centro del dibattito e dell'attenzione di questo governo, ma anche delle controparti, il tema del lavoro e del lavoro dignitoso. L'abbiamo raccontato, accennato meglio in precedenza, Adriano Panatta era oggi in municipio a Treviso per presentare un corso di difesa personale gratuito per sole donne. L'ha fatto mettendosi personalmente a disposizione, guardate. Qua, mettimi le mani per piacere, boom! Mentre invece facendo questo, 1, 2, da qua e tiro e vado, Ecco un esempio pratico di come difendersi. In azione il maestro di arti marziali Carlo Pelloni Martini con Adriano Panatta, che da lunedì prossimo ha organizzato nel suo Rocket Club un corso di difesa personale per sole donne. Un corso gratuito in 3 lezioni da 1 ora e mezza l'una, dove verranno spiegati non solo i principi base della difesa personale, ma anche la capacità di prevenire e quindi evitare scontri fisici e verbali, oltre alla possibilità di allontanarsi indenni da luoghi pericolosi. Tutto in maniera lucida e proporzionata. Il 52 e 53 del codice penale prevede appunto la proporzionalità della difesa, altrimenti si corre il rischio di passare dalla parte contraria. Un corso nato dalla cronaca quotidiana, dove non c'è giorno quasi senza violenza alle donne. Secondo me prevenire e far capire anche lo chiamo pseudo compagno, se un compagno vero non fa queste cose, lo pseudo compagno di fargli capire che non è aria, come dicono a Roma. Azioni semplici ed efficaci come questa che abbiamo provato in diretta questa mattina. Ora vediamo un aggressore che si avvicina a una ragazza, la quale mette subito le mani avanti per proteggersi da un'eventuale testata. Da qua
para l'aggressione con una ginocchiata, va ai genitali e da là lei scappa. Ma c'è davvero bisogno di un corso personale per le trevigiane? Sì, c'è bisogno, perché la consapevolezza aiuta alla gestione e poi a gestire la fuga, che è sempre la cosa migliore, e dove è possibile prevenire. Le donne sono protagoniste dei percorsi di prevenzione al tumore al seno. Qualche giorno fa le pesanti dichiarazioni della presidente di Amiche per la Pelle, che aveva parlato di liste d'attesa lunghe proprio per questi percorsi di prevenzione. Oggi l'ULSS 2 ha replicato a queste dichiarazioni. Possiamo dire con tranquillità che le liste d'attesa per quanto riguarda la senologia sono inesistenti, sia per quanto riguarda lo screening, che è un percorso ormai fatto e costruito per cui c'è una completa presa in carico delle pazienti, ma anche sono inesistenti per le mammografie e le ecografie che vengono richieste ad esempio dai medici di medicina generale. Tempi d'attesa azzerati per il percorso di prevenzione del tumore al seno con il Caffoncello l'anno scorso, secondo centro in Veneto per numero di interventi 814, dietro solo lo IOV di Padova, numeri in aumento rispetto al 2023 in tutta l'ULSS 2. Oltre 68.000 le mammografie effettuate in un anno, poco meno di 51.000 quelle eseguite nei programmi di screening. Su 1.000 mammografie al seno, 8 hanno una diagnosi di carcinoma, l'80% di questi si registra in donne sopra i 50 anni, il restante 20% riguarda soprattutto pazienti tra i 45 e i 49 anni. Questo ha portato a rivedere le linee guida della Comunità Europea con la Regione Veneto, che ha deciso di abbassare l'età per lo screening probabilmente a 49 anni. Linee guida che invece non prevedono la mammografia per le donne sotto i 40 anni. In 7 anni dei 4.900 casi di neoplasia rilevata dall'USL 2, solo 4 riguardavano pazienti in questa fascia d'età. Nel caso di familiarità o fattori di rischio però scatta il percorso di prevenzione anche per le donne più giovani. Anche in questo caso, quando si identifica una donna con una mutazione, c'è una pronta presa in carico proprio da un gruppo disciplinare. Sanità pubblica che mantiene un ruolo di primo piano sia per lo screening che per il trattamento del tumore alla mammella, grazie alle breast unit che prendono in carico le pazienti a 360 gradi. Anche le donne che non sono nella rete oncologica, che non vengono quindi trattate dalla breast unit della rete veneta, quando vanno dal privato puro, chiaramente questo si ferma, perché dopo, quando si tratta di fare le terapie molto costose o la radioterapia o le chemioterapie eccetera, è chiaro che a questo punto il paziente viene dirottato al pubblico perché il privato non riesce a prenderselo in carico. Intanto, dopo quanto dichiarato dalla Presidente di Amiche per la Pelle a proposito delle liste d'attesa in tema di prevenzione, il direttore Benazzi ha annunciato che le scriverà una lettera per comunicarle che va a decadere la convenzione tra l'associazione e l'ULSS 2. E poi c'è la sicurezza stradale, pensate 1.000 patenti sospese per guide in stato di ebbrezza in un solo anno, uno dei dati shock emersi oggi all'iniziativa Insieme per la sicurezza. L'anno scorso, nel 2023, la Prefettura ha sospeso sulla base di accertamenti di carabinieri, polizie e polizie locali oltre 1.000 patenti. Solo per alcol? Solo per alcol, sì, escludendo ovviamente poi le ipotesi che possono riguardare sorpassi vietati o eccesso di velocità e altre fattispecie. È sicuramente un numero allarmante sul quale tutti noi dobbiamo riflettere e lavorare. Fissa un numero e fotografa un fenomeno la Prefettura nel giorno in cui all'Istituto Giorgi Fermi l'Automobile Club presenta la 2 giorni di mobilitazione per la sicurezza stradale rivolta agli studenti delle scuole superiori. Insieme per la sicurezza è l'iniziativa che si terrà tra giovedì 18 e venerdì 19 aprile nell'area parcheggio di Via Cisole dietro lo stadio del rugby. L'approccio è innovativo. Un taglio esclusivamente pratico di quello che è il tema della sicurezza stradale. Cosa si intende per taglio pratico? Si intende mettere a disposizione dei simulatori in modo tale che questi ragazzi possano rendersi conto direttamente quali sono le conseguenze in ipotesi di sinistro stradale. Incidenti stradali che nella Marca continuano a essere troppi. Anche nel primo trimestre 2024 quasi una ventina le vittime, ha sottolineato lo stesso Marcon. Prioritario dunque entrare nelle scuole. Noi come provincia di Treviso, con il tavolo della sicurezza, con tutte le istituzioni che si siedono a quel tavolo lì, stiamo facendo informazione e formazione agli istituti secondari di secondo grado che l'anno scorso hanno visto
coinvolti più di 5.000 studenti. Con ACI e il supporto di Centro Marca Banca, schierate tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia stradale, locale, vigili del fuoco, SUEM, Croce Rossa. L'ambizione è anche quella di arrivare a un'educazione alla legalità, a svolgere attività di prevenzione, e questa iniziativa va in questo senso, tramite il dialogo, la partecipazione di studenti, di insegnanti, ci accostiamo a questo mondo cercando appunto quella che è la prossimità, che poi è una cifra del nostro servizio quotidiano. E un occhio alla sicurezza stradale è l'obiettivo della rivoluzione in arrivo nella viabilità di Spresiano. È stato appunto presentato in ANAS e devo dire che c'è stata un'accoglienza davvero positiva. Dopo 1 anno e mezzo di lavori, il sindaco di Spresiano della Pietra ha presentato ad ANAS il progetto per la realizzazione di una rotatoria a Visnadello al posto dell'attuale semaforo. È un semaforo con una svolta importante che molto spesso non consente, anche perché c'è una chiamata pedonale che influisce sulla tempistica del semaforo, non consente la svolta, per cui diventa impegnativo fare quel tratto di strada. Dopo il via libera di ANAS, prossimo passo per Della Pietra sarà il confronto con il collega di Villorba, comune al confine con Visnadello e interessato dall'opera. Il mio intento è quello di iniziare a cantierare l'opera prima della fine di questo mandato. Si può procedere anche a stralci, per cui io conto che prima di settembre 2025 si cantierizzi l'opera. Ad ANAS però il comune di Spresiano ha presentato ulteriori interventi alla viabilità, compresi gli attraversamenti sulla Ponte Bana all'altezza del centro commerciale Plavis. E quindi ci saranno anche degli attraversamenti che interesseranno la statale e che vorremmo spostare da dove sono, chiaramente sempre in sicurezza, sempre illuminati, quindi fatti con tutti i crismi del caso, e poi abbiamo la richiesta di altri 2. Per quanto riguarda il cantiere più atteso, quello a Visnadello, da 5 milioni di euro, esiste già un progetto inserito nel piano traffico di Villorba che è stato ora però modificato, e per conoscere quello definitivo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Noi pensavamo di presentarlo alla cittadinanza tutta, ma in particolare alla frazione di Visnadello, qui a maggio in occasione della Sagra Paesana. Da Spresiano a Tezze di Piave, una giornata in festa per i 104 anni di nonna Maria Stefan. Stare buone, non essere bugie, non dire bugie, bisogna dire la verità. Mangiare bene, vero? Sì. Mangiare bene. Sempre giuste robe bisogna dirle. È il consiglio ai giovani di nonna Maria nel giorno in cui compie 104 anni. È festa a Tezze di Piave per il traguardo raggiunto da Maria Stefan, classe 1920, vedova di Giordano Lovat, venuto a mancare nel 1975. A festeggiarla i 5 figli, i 6 nipoti, i 7 pronipoti. Tanti auguri Maria. Un amore conosciuto in paese, Giordano. Lei prima del matrimonio aveva fatto la cuoca e la domestica. Facevo da mangiare, e mi dicevo sempre quanto buono quello che mi fai mangiare a te. Non ho mai mangiato buono come mi faccio te. Poi il lavoro in casa, i figli, i campi. Avevo lavoro in casa e andavo anche a lavorare in campi, perché bisogna fare anche quello, raccogliere le legne. Una vita trascorsa per intero a Tezze, costellata dei tanti fatti che hanno scandito il secolo. Della guerra però nonna Maria ha sempre preferito non parlare. Racconta delle amiche, dei vestiti. La vita è fatta di cose grandi e di cose piccole. Ci vediamo il prossimo anno? Grazie. Se il Signore vuole. Auguri davvero a nonna Maria. La cultura e il premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino 2023-2024 finisce a Città del Messico. È un grande anello di diametro di 120 metri che si adagia sul suolo vulcanico ed è all'origine di un pensiero di 6 artisti.
Cemento e lava è un'opera unica, l'espaccio scultorico nel Pedregal de San Ángel a Città del Messico, paesaggio ed ecologia, arte e architettura, e quest'opera che si aggiudica quest'anno il premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino, istituito e organizzato dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Questo luogo, una creazione collettiva, è un anello dentato composto da 64 prismi in cemento che sorgono da una superficie lavica. Quindi è l'opera d'arte, un presidio nei confronti della distruzione del paesaggio e un elemento propositivo nei confronti della coscienza ecologica e paesaggistica di questo territorio. L'opera, fortemente voluta dall'università, esemplifica il valore ambientale e storico del paesaggio del Pedregal, forgiato da un'eruzione vulcanica. Al premio si unisce una mostra interamente dedicata a Cascarpa. Raccontiamo l'espazio scultorico realizzato appunto dall'UNAM e dal gruppo di 6 artisti nel 79 sul Pedregal de San Ángel, e poi cerchiamo di raccontare le varie componenti del paesaggio in cui si inserisce l'opera. Gli appuntamenti principali del premio Carlo Scarpa a Treviso sono l'apertura della mostra, che è venerdì 12 aprile alle 18 qui a Cascarpa, e il giorno dopo un incontro pubblico nell'auditorium di Palazzo Bomben dalle 10 alle 13, e il pomeriggio a Sant'Eonisto alle 17 la cerimonia di consegna ufficiale, del premio a questo luogo. Un appuntamento importante per gli appassionati delle penne nere, ma non solo. Domenica mattina Antena 3 trasmetterà il 10° raduno degli alpini del battaglione Gemona. È il treno della memoria che domenica prossima porterà gli alpini al 10° raduno del battaglione Gemona. Un treno speciale con le storiche carrozze 100 porte degli anni 30 messo a disposizione per l'occasione dalla Fondazione delle Ferrovie dello Stato in ricordo della tradotta della Seconda Guerra Mondiale che portava gli alpini sul fronte russo. Partenza domenica mattina alle 7 dalla stazione centrale di Treviso. Sono proprio le stesse fermate che raccoglievano questi alpini e li portavano all'ammassamento a Udine e poi venivano spostati naturalmente nel fronte caldissimo sovietico. È un momento importante per noi perché celebra la vita del nostro battaglione nella città che ci dà i natali, che è Gemona del Friuli, e che ci accoglie sempre con grandissimo calore. Un treno rimasto nel cuore non solo dei militari di allora, ma anche di tanti giovani. Mio padre, che negli anni 40 studiava alla Regia Scuola Enologica di Conegliano ed era abitante in Treviso città, quando saliva a bordo per raggiungere Conegliano trovava spesso questi alpini ammassati che partivano, e mi ricordo che citava 2 episodi, diceva: guarda, questi alpini fanno 2 cose nei vagoni, fumano e cantano. Quando io entrai nel corpo degli alpini, con commozione ricordava questo episodio perché probabilmente io assistetti alle ultime sigarette di questi ragazzi. Un treno che seguiremo nel corso della diretta dedicata alle penne nere col nappino bianco dalle 9 di domenica mattina e che arriverà a Gemona dando l'avvio ufficiale alla 3ª giornata del 10° raduno degli alpini, che culminerà con le cerimonie all'interno della caserma Goi Pantanali, dove verranno ricordati anche i giovani in armi morti nel tragico terremoto del 6 maggio del 1976. E se qualcuno vuole partecipare domenica mattina a questo treno della memoria? Allora va benissimo sulla prenotazione al numero che vedete sottoindicato anche a WhatsApp, presentarsi nella stazione di Treviso, la partenza è prevista per le 6:55, quindi un quarto d'ora prima. Il biglietto, mi raccomando, verrà fatto a bordo, quindi non andate presso le stazioni. L'itinerario poi per salire a bordo sarà Conegliano, Sacile, Pordenone, Codroipo e Udine, circa a mezz'ora di distanza l'una dall'altra, insomma, quindi presentarsi sempre un quarto d'ora prima. E per chi non potrà esserci fisicamente, appuntamento domenica mattina dalle 9 con le nostre telecamere dal treno storico e da Gemona per seguire in diretta il 10° raduno degli alpini del battaglione dalle nappine bianche. Ha detto tutto Lucio Zanato, quindi segnatevi dalle 9 la diretta di Antena 3 domenica. Adesso noi andiamo nel Bellunese. E ripartiamo dallo sciopero anche a Belluno ovviamente, la giornata di mobilitazione, il flash mob in Piazza dei Martiri. Morti sul lavoro! Basta! Morti sul lavoro! È
È l'unico grido che si leva da Piazza dei Martiri, dove a regnare il silenzio in segno di partecipazione al lutto per la tragedia alla centrale idroelettrica di Suviana. Lo sciopero generale proclamato una settimana fa da CGIL e UIL nelle intenzioni era l'ennesima chiamata alla mobilitazione per costruire un futuro di lavoro più sicuro, giusto e dignitoso. 2 giorni fa la strage nella centrale idroelettrica in provincia di Bologna. 5 le vittime finora accertate, ne ha amplificato l'urgenza. C'è una responsabilità politica, ma c'è anche un cambio di passo nel modello di sviluppo di questo Paese, che non può essere fatto solo sul ribasso del costo del lavoro. L'organizzazione del lavoro deve tornare al centro del dibattito politico, al centro delle regole di contrattazione. Serve un cambio di passo e serve ora. È inutile che noi continuiamo a versare lacrime di coccodrillo durante ogni lutto, in occasione di ogni strage. I morti sul lavoro non sono una tragica fatalità. Il codice degli appalti nuovo, quello che si chiama anche codice Salvini, liberalizza totalmente tutti gli appalti, i cosiddetti subappalti a cascata. Nella strage di Firenze c'erano 61 appalti, a Brandizzo sono morti per 750 euro a fronte di una commessa di 260 milioni. Superamento dei subappalti e rafforzamento delle attività di vigilanza e prevenzione non sono più procrastinabili. Noi abbiamo una serie di proposte, le ho anche qui e sono parecchi fogli. La proposta subito da dare al nostro governo è sul codice degli appalti. L'azienda appaltatrice deve garantire sicurezza ai lavoratori e pari diritti sia dei contratti nazionali sia del salario e soprattutto di sicurezza. Alta l'adesione allo sciopero, in piazza a Belluno anche i temi del lavoro precario dilagante, del fisco e della sanità, dell'istruzione e la non autosufficienza. Alla giornata di mobilitazione di CGIL e UIL ha aderito anche il sindacato giornalisti Veneto, che ha invitato colleghe e colleghi a tenere alta l'attenzione sugli infortuni, a denunciare la piaga della scarsa cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, spesso accompagnata da condizioni di precariato e di sfruttamento. La cronaca: 2 ultratrentenni pregiudicati per i reati contro il patrimonio sono stati denunciati per furto aggravato in concorso dalla Polfer di Belluno. La coppia è stata notata dagli agenti alla stazione di Belluno mentre si aggirava con fare sul guardingo tra le pensiline, con al seguito enormi buste della spesa. Insospettiti, i poliziotti hanno fermato i 2 uomini che non hanno potuto dimostrare l'acquisto della merce, caffè, formaggio, lattine, alcolici, per un valore di circa 250 euro. Tramite l'etichettatura dei prodotti, la Polfer è risalita al supermercato e, contattato il direttore, hanno potuto ricostruire la dinamica del furto, immortalata poi dalle telecamere di sorveglianza. La merce è stata restituita al direttore del supermercato. Un tema di dibattito sempre aperto nel bellunese, quello della diga del Vanoi. Vediamo. Non si placano le polemiche dopo il via libera regionale alla diga del Vanoi. Roma e Venezia la vogliono, serve a raccogliere acqua da distribuire in estate per l'agricoltura in pianura. Tutti contrari invece nelle terre alte, dal Consiglio provinciale ai comuni interessati, tanto in Veneto come in Trentino Alto Adige, nei confronti di un'infrastruttura per cui si parla di un investimento da 150 milioni di euro per creare un invaso da 33 milioni di metri cubi d'acqua. La diga del Vanoi, 2 giorni fa in Consiglio regionale abbiamo sentito delle frasi che ci hanno, per così dire, scioccato. Si tratta di un'opera della quale non è ancora chiaro il finanziamento, ma che è ovvio e chiaro a tutti peserà moltissimo sulle casse pubbliche. Un'opera che non si capisce ancora bene come sia giustificata e noi ci chiediamo perché non c'è ancora un bilancio idrico regionale che dimostri eventualmente anche l'utilità dell'opera. Nella gola dove si pensa di creare l'invaso, le frane sono tante, piccole e grandi, e certo non si fermeranno né l'anno prossimo né quello dopo. Dire se ci sia il rischio di un altro Vajont spetta ovviamente solo agli esperti, quelli che allora però non vennero ascoltati. I miei cittadini e i cittadini di Canale San Bovo, di Cintadesino, di Sovramonte hanno paura, hanno davvero paura, e hanno paura di 2 cose. I miei cittadini hanno paura per la loro sicurezza e per la sicurezza del loro ambiente. Noi sappiamo da 2000 anni che la Valle del Vanoi è instabile, è pericolosa.
A proposito di opere contrastate nel dibattito pubblico, Olimpiadi 2026 a Cortina stamattina si è svolto un sopralluogo al cantiere dello Sliding Center, seguito da una riunione fra i rappresentanti di Simico, Fondazione Milano Cortina, CIO e federazioni nazionali e internazionali di bob, slittino e skeleton. A maggio sarà pronta la simulazione reale della pista, mentre oggi, a circa 2 mesi dall'avvio del cantiere, l'impresa Pizzarotti ha fatto il punto sullo stato dei lavori per la pista da bob. Chiusi i contratti per la fornitura di materiali e servizi, avviato il monitoraggio ambientale, demolite le strutture preesistenti, area bonificata da ordigni bellici. Sono alcune delle principali attività già svolte dalla Pizzarotti di Parma, che si è aggiudicata la gara per la riqualificazione della pista da bob di Cortina. In soli 2 mesi e nonostante le condizioni meteo non favorevoli, precisa l'impresa in un comunicato nel quale si fa il punto sulle attività in corso e quelle in programma, il lavoro in cantiere, la progettazione del campo base a Socol. Attualmente in cantiere sono operative circa 40 persone, a regime saranno occupati fino a 200 operai. Si lavora in un solo turno, mentre una volta concluso l'iter per l'ottenimento dei permessi ne verrà attivato un secondo. Le lavorazioni in corso riguardano i movimenti terra, sia della pista da bob che della viabilità, e i consolidamenti dei versanti tramite micropali e pareti chiodate affidati all'Associazione Temporanea di Impresa in subappalto, tra queste anche le bellunesi Depra e Dolomiti Rocce. Avviato l'iter per la fornitura della centrale di refrigerazione ed è previsto lo spostamento di una linea di media tensione e di una cabina elettrica. Completata la progettazione del campo base a Socol, in funzione nel prossimo mese di maggio. In una prima fase i dormitori potranno ospitare 112 persone. La mensa distribuirà pasti veicolati e verrà allestito il club e il servizio lavanderia. Una risposta alla segnalazione di presunta inerzia denunciata dalle associazioni ambientaliste, che per sabato alle 10 hanno organizzato a Socol un sit-in e una passeggiata che si concluderà con gli interventi in corso Italia. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Gli aggiornamenti confermano che il secondo weekend di aprile avrà un sapore da inizio estate. Vediamo intanto il dettaglio di venerdì 12 aprile. Sul Veneto tempo decisamente asciutto e soleggiato, il cielo si presenterà limpido e sgombro da nubi, come ci mostra la grafica. Temperature oltre le medie del periodo, minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese tra 22 e 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo in prevalenza sereno o al massimo velato. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime sui 22-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente molto soleggiato con poche nubi in cielo. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime fino a 26-27 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.